nell'immediato della fine della prima guerra mondiale a Milano. Si chiama sezione primigena in quanto è la prima sezione di ex fanti, di soldati d'Italia che si è costituita appunto alla fine della prima guerra mondiale. Ci vediamo ad anfiteatro e semicerchio intorno al nostro monumento. Come vi dicevo, sulla vostra sinistra c'è una lapide che ricorda i fatti d'arme principali che hanno coinvolto il 157esimo sul fronte egiziano, la battaglia di Bardia e poi tutte le battaglie della prima guerra mondiale. Disponetevi pure a semicerchio. Che per il quarto, quinto anno festeggiano questa ricorrenza in questa caserma che ha visto per almeno 30 anni ragazzi di tutte le regioni d'Italia accorrere per fare il servizio militare e al mattino svegliati dalla tromba si ritrovavano su questo piazzale per la cerimonia principale di inizio giornata di un militare, cioè l'alzabandiera. Adesso procederemo all'alzabandiera. Allora, dietro, alza bandiera! Questa festa ci permette di trovare molto e può essere incorniciati da cappelli di base bianche e si rivedono un momento
attraverso il baratro dell'egoismo che ci rende spesso una cozzaglia di individui che vogliono prevalere su l'uni e sugli altri. Probabilmente il giorno del congedo molti di noi avranno gridato è finita, ma col senno di poi invece il nostro grido dovrebbe dovuto essere un altro. Iniziamo a vivere non più da ragazzi incoscienti, ma da uomini, non più da servi obbedienti di una gerarchia necessaria, ma di cittadini di uno Stato che per funzionare ha comunque l'esigenza che tutti conoscano una parola che invece ormai ai nostri giorni è desueta: il dovere di ogni cittadino di agire nel massimo rispetto della legge e quindi di chi gli è accanto. Dovere, patria, onore, parole ormai antiche e spesso, troppo spesso dimenticate da quegli stessi che urlano in piazza. Ricordiamoci perché che con queste parole milioni di persone, ed oggi noi vogliamo ricordare tutti insieme i nostri leoni caduti in questi 104 anni, queste persone, molte persone, moltissime persone sono morte e purtroppo con le note dell'inno nazionale o della canzone del Piave mi saliva un groppo alla gola. Poi i tempi sono cambiati, la patria è diventata una cosa che si ricorda allo stadio e tutti ormai urlano Fratelli d'Italia, ma non hanno la minima conoscenza di cosa rimembrino le altre parole. Quel sì urlato è diventato sinonimo di siamo più forti e vogliamo vincere la partita, ma non è così. Quel sì lo hanno urlato i nostri soldati che andavano a morire per la patria, una patria dove tutti avessero un titolo ad essere fratelli, e noi lo abbiamo ridotto ad un sì di ben altro valore. Pensate a quegli stessi tifosi che la domenica dopo magari nello stesso stadio a una partita non della nazionale, ma un derby, odiano quelli della curva opposta. Fratelli è una parola importante, ricordiamocela. Per concludere, fratelli leoni di Liguria, ma fratelli amici tutti, facciamoci portatori di pace nelle nostre comunità, cittadini militari che hanno obbedito e comandato, che ci ha ospitato per anni questa cittadina e che ci ha aiutato ancora in questi giorni riproponendo Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Buongiorno e benvenuti in questo luogo. Le parole di chi mi ha preceduto mi hanno fatto pensare a tante cose. Innanzitutto un pensiero riverente ai nostri caduti, che sembra sempre di parlare leggendo dei libri di storia, ma in realtà è vita vera. La vita vera di quelli che l'hanno persa con un fucile in mano, con un'arma in mano, per difendere la patria. Quindi questo pensiero deve essere sempre presente in noi. E non è per caso che io nel mio programma elettorale ho previsto di potenziare al massimo e vedere di realizzare l'educazione civica, perché i ragazzi devono crescere conoscendo il posto dove vivono, conoscendo le tradizioni gloriose che il nostro paese ha avuto e conoscendo anche i sacrifici che i loro padri e i loro nonni hanno compiuto perché loro possano permettersi le libertà che adesso purtroppo dobbiamo anche criticare, perché troppe libertà ci sono in questo momento nel campo del vivere sociale, con una mancanza di rispetto per chi ha sempre sacrificato la propria vita. Mi viene in mente ancora un altro episodio che forse è mio personale, ma lo voglio condividere con voi e con tutti quelli che hanno i capelli grigi come me. Io da bambino vivevo a 4 passi dalla caserma. Ogni sera vedevo uscire i militari in libera uscita, per me erano uomini adulti, e avevo un senso di ammirazione per loro. Poi crescendo ovviamente li ho visti come ragazzini, perché l'età ha fatto una differenza.
Però avevamo una tradizione, finché la caserma è stata viva, è stata abitata, avevamo una tradizione noi ragazzi e la aspettavamo anche con passione e con attesa. Al 4 novembre la caserma si apriva e noi bambini potevamo venire a vedere l'organizzazione, i reparti, addirittura ci lasciavano toccare i cannoni e tutti i scarichi ovviamente. Ed era una bella festa che contribuiva a far crescere i ragazzi non come guerrafondai, ma comunque consapevoli che nella patria occorrono anche queste cose, che adesso purtroppo talvolta sono un po' derise. Io mi auguro che la caserma possa ritornare ad avere un suo significato, anche oltre al significato storico, anche un significato civile, perché è un edificio bellissimo e come amministrazione comunale ci opereremo per farla diventare migliore e per magari avere un rapporto diverso con il demanio per poter completare il tutto. Queste sono solo pensieri e promesse che ci siamo proposti di mettere in atto. Comunque vedremo cosa riusciamo a fare. Per adesso non mi resta che salutare tutte le autorità intervenute, ringraziarle e augurare che questi capelli bianchi che vediamo possano venirci un altro anno e anche altri anni e perpetuare sempre questa tradizione. Grazie a tutti. Avanti, marci. Presentato. Cedo la parola al generale Mocellini, già comandante della divisione Cremona, di cui questo reparto il nostro reggimento ha fatto parte, ufficiale subalterno, La divisione della riserva Enrico Mocellin. Ho avuto l'onore di fare al 157esimo il servizio di prima nomina. Quando era a Genova ero stato assegnato alla seconda compagnia del primo battaglione e ho trascorso a Genova 4 anni, dal 1971 al 1974. Successivamente sono stato, dopo avere vari trasferimenti, sono stato riassegnato al 157esimo che nel frattempo con la ristrutturazione del 1875 era stato contratto da reggimento di fanteria a battaglione di fanteria motorizzato si è trasferito qui nella caserma di Novi Ligure, dove si trovava già il 4° battaglione meccanizzato del vecchio reggimento.
sono stato qui dall'estate 1983 di ritorno da un turno come osservatore in Medio Oriente e sono stato qui fino al febbraio 1984 col grado di maggiore, capo ufficio operazione e addestramento. Purtroppo non sono stato il comandante né del battaglione né del reggimento e neanche della divisione Cremona. Ho comandato il 114° battaglione meccanizzato Moriago a 13° del 5° Corpo d'Armata, ho comandato il 78° reggimento fanteria meccanizzato Lupi di Toscana a Firenze e successivamente poi nel grado di generale ho fatto vari incarichi, alcuni anche in zona d'operazione. Comunque chiaramente il mio cuore resta sempre col 157° perché è stato il mio primo reggimento e il primo amore non si scorda mai. I primi soldati, i primi militari di leva che ho comandato erano del 157° e mi hanno fatto fare una notevole esperienza. I primi assalti al comando di un plotone di fucilieri, soldati di leva, militari che venivano dal popolo, quindi l'ho fatto con il 157°, quindi sono ricordi che non si cancellano e mi hanno dato una notevole esperienza, nel bene e nel male. La giornata è molto bella, c'è un bel sole, io vengo dalla Liguria, da Genova, dove era nuvoloso, mi sono portato anche l'impermeabile col cappuccio se fosse piovuto, mi rendo conto, speriamo che la situazione non è tanto buona, non vorrei trattenervi tanto. Ieri con la sezione del Fante di Genova di cui sono presidente abbiamo fatto una cerimonia molto, molto semplice, molto ridotta a Genova Quinto, dove c'è un piazzale intitolato a Giuseppe Rusca. Giuseppe Rusca era un nome che ho conosciuto quando 23enne ero al 157 perché è un eroe molto ricordato nel 157° caduto della Prima Guerra Mondiale. E oggi, il 16 giugno, che è il giorno della festa del reggimento, è anche il giorno in cui questo giovane, che doveva compiere 24 anni il 5 luglio del 1916, fu il giorno in cui questo giovane invece morì. Non so quanti di voi lo conoscono, quanti di voi lo ricordino, vorrei ricordare la sua figura, perché è giusto che certe persone non vengano dimenticate. Come ho detto, ho 3 fogli in mano, ma sono abbastanza esperto in discorsi in pubblico. Quando vedo qualcuno di voi comincia a ondeggiare la smetto, perché anche quello è capitato la prima volta al 157 di vedere la gente, i soldati che ondeggiavano e ai tempi noi reparti di fanteria, i battaglioni di fanteria facevano le cerimonie anche d'estate con l'elmetto in testa e posso dire che soprattutto d'estate, il 16 giugno, faceva caldo. Gli infortunati erano quelli del 4° battaglione meccanizzato di Novi Ligure ed era un battaglione anche interessante, è stato un peccato che poi è stato trasformato in motorizzato perché avevano una compagnia carri, una compagnia meccanizzata e una compagnia mortai, quindi erano molto molto moderni. Loro invece, essendo meccanizzati, avevano il basco cachi, quindi era molto meno pesante che l'elmettaccio d'acciaio e infatti capisco molto bene i nostri ragazzi dietro che tanto sono sull'attenti, impassibile. Quando non vi vede nessuno mettetevi su riposo e rilassatevi. No, perché l'importante è appunto nelle cerimonie poi che la gente non stia male, che non caschi per terra, perché poi invece di fare la figura dei forti e dei rudi soldati, la gente si preoccupa e soprattutto le mamme e le signore si intristiscono. Allora, come ho detto, Giuseppe Rusca è nato il 5 luglio 1992 a Genova, da Francesco a Cesira. Era quello che vorrei cercare appunto io, sono d'accordo con quanto ha detto Costantini prima, cioè gli eroi. Giuseppe Rusca fu un eroe,
1916 gli austriaci cercarono di eliminare l'Italia dalla guerra, perché insomma avevano i loro problemi con il fronte russo, facendo questa spedizione che veniva passando l'altopiano di Asiago. L'altopiano di Asiago fu per diverse volte, almeno per un anno intero, ma poi anche successivamente nel 1918 un campo di battaglia. Se visitate l'altopiano di Asiago vedete che è pieno di cimiteri sacari e di croci, di morti. Allora, Giuseppe Rusca si comportò da eroe, ma era un ragazzo normale. Quello che vorrei passare io come ricordo è che ciascuno noi dobbiamo guardare gli eroi con ammirazione, ma non dobbiamo pensare che siano personaggi, supereroi, gente fantastica, inimitabile e irraggiungibile, perché può capitare a ciascuno di noi di doversi comportare con coraggio, e quindi è anche giusto pensare che ciascuno di noi può, in caso di necessità, può trasformarsi in un eroe. L'importante sono i principi che abbiamo, sapere distinguere il giusto dall'ingiusto e il male dal bene, e questa è la cosa più importante. Giuseppe Rusca aveva le sue idee. Una cosa che ho citato ieri, che appunto era un ragazzo, fece la scuola elementare a Genova, però studiò nell'istituto nautico e quindi fu diplomato capitano di macchina. Un mio amico ci ha fornito anche i risultati dell'esame, e il povero ragazzo, il povero Beppe di 18 anni, quando fece l'esame aveva tutti 8 e 9, purtroppo ha preso un 4 in italiano scritto. Non so bene cosa possa aver scritto di così terribile da prendere 4, e fu rimandato a settembre, e poi a settembre fu promosso col 7. Quindi era un ragazzo che studiava come abbiamo fatto tutti noi. Nel 1910, quando lui si diplomò capitano di macchina, morì anche suo papà. Questo è un fatto importante, perché già comincia a venire fuori il carattere di questo giovane, perché lui, che aveva una sorella, era l'unico figlio maschio di madre vedova, e per molti anni, anche nel dopoguerra, quando c'era un solo maschio in famiglia, veniva esentato dal servizio militare. Nel 1911 l'Italia dichiarò guerra alla Turchia, e praticamente il nocciolo era che l'Italia non aveva una colonia nel Mediterraneo e la Libia era appetibile, e il giovane Rusca, era il 1911, anche quello è una cosa importante. Possiamo considerare con occhi moderni che la guerra italo-turca fu un atto di espansione coloniale, quindi ai nostri tempi non è accettabile. Nel 1911 era esattamente il cinquantenario dell'Unità d'Italia, 1961. Noi abbiamo fatto 100 anni pochi anni fa. Allora l'Italia viveva tutto un periodo di forte nazionalismo, per cui la guerra contro la Turchia venne sentita come una guerra giusta, una guerra che l'Italia doveva avere la quarta sponda, doveva avere le sue colonie come avevano le altre potenze europee, per arrivare alla pari delle altre nazioni dell'Europa. Giuseppe Rusca, nonostante potesse essere esonerato, si offrì volontario e partecipò volontariamente alla guerra italo-turca, che poi noi chiamiamo la guerra di Libia. Partecipò prima all'occupazione del Dodecanneso, che sono delle isole vicine alla Turchia, perché dalla Turchia partivano i rinforzi per andare in Libia. In Libia le cose non andavano bene per l'esercito italiano, nonostante Tripoli per suo d'amore. Questa occupazione delle isole del Dodecanese consentì all'Italia di bloccare i rinforzi che provenivano dalla Turchia verso la Libia, e quindi agevolare le operazioni in Libia. Quindi Rusca prima andò in Dodecanneso, dopodiché, quando fu interrotto il traffico, venne mandato con i suoi uomini, era sottotenente, in Libia. E in Libia, in una battaglia minore completamente dimenticata, nel 1912 vicino a Tripoli, lo scontro di Regdalin, meritò la medaglia di bronzo. Quello che colpisce nella sua motivazione della medaglia di bronzo, e non ve la leggo tutta ma ve ne leggo una parte, che la sua motivazione dice che dimostrò grande serenità, coraggio espresso il pericolo nel comando del suo plotone in combattimento, e diresse poi con calma i trasporti feriti e colpiti da insolazione in zona battuta dal fuoco nemico. Cioè questo ufficiale giovane, 1912, aveva 20 anni, questo sottotenente, sotto il fuoco nemico si prese
prese cura dei suoi soldati feriti e colpiti da insolazione. Già questa è una cosa che poi ritroveremo nei suoi ultimi giorni nella medaglia d'oro che ricevette. Nel 1912, finita la guerra, fu congedato, cominciò il suo lavoro come capitano di macchina sulla nave Garibaldi che faceva la spola col Sud America, ma questo durò solo 2 anni, perché come sapete il 28 luglio 1914 cominciò la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale, che inizialmente viene chiamata la Guerra Europea, poi la Grande Guerra Europea e poi alla fine la Grande Guerra, perché un conflitto come quello non si era mai visto. E quindi nel 1915 fu costituita a Genova la Brigata Liguria con i suoi reggimenti, il 157 e il 158, e il tenente Rusca ne fece parte. Comandò il plotone mitraglieri. A quei tempi i mitragliatrici in Italia ce n'erano pochissime, ce n'erano solo 2 per reggimento, nel 1916 furono aumentate. Quindi come comandante partecipò a diverse operazioni col suo reggimento, e i reggimenti in pratica facevano mesi di trincea, mesi di fronte e poi mesi di riposo, trincea e riposo. Quindi su diversi fronti. La spedizione positiva cominciò il 15 maggio 1916. 2 armate partirono dal Trentino, comandato il generale Conrad, che odiava particolarmente gli italiani. Il 20 maggio la Brigata Liguria, quindi il 20 maggio noi sappiamo la battaglia di Montezometa è stata il 16 giugno, quindi questo scontro durissimo è durato oltre un mese. Quindi scrisse alla sorella, quindi per dire che personaggio era, disse: io vado contentissimo e fiducioso della vittoria, se dovessi dare la vita la darei volentieri, viva l'Italia. E un'altra lettera sul Monte Sodetto, e proprio sul Monte Sodetto venne schierato il plotone mitragliere di Rusca, che allora avevano 4 mitragliatrici, perché nel frattempo l'Italia era unita. Le mitragliatrici erano molto pesanti, erano Fiat Revelli, che pesavano 14 kg, specialmente diretto contro il Monte Sodetto, che era la Cerniera. Giuseppe Rusca, come le sue mitragliatrici, fu il punto della resistenza. Praticamente Rusca fu ferito il giorno 15 giugno fu ferito, ma rifiutò di essere portato indietro nelle retrovie e curato, e chiese rinforzi, chiese aiuto per i suoi uomini. Fu ferito ancora una seconda volta al petto, ma continuò a sparare e si medicò da solo. Disse, probabilmente le ultime parole, posso ancora sparare, e continuò a fare fuoco con l'ultima mitragliatrice rimasta finché il nemico non gli fu addosso. Colpito mortalmente per la terza volta, morì sull'arma. Un'altra versione, perché chiaramente nella battaglia sono pochi quelli che hanno i ricordi chiari e pochi quelli che i superstiti, un'altra versione che venne colpito da una granata a 280. Comunque questo non cambia il suo valore. Una cosa interessante e importante per me in questo contesto è che in una guerra che era già diventata molto dura, molto crudele, gli austriaci, i nemici stessi, che stiamo cercando di passare la Grande Guerra come uno scontro cavalleresco, ma invece fu molto duro, furono impiegati i gas, furono impiegate le masse per uccidere i feriti colpiti dai gas. Gli austriaci mostrarono rispetto per questo uomo, perché presero al corpo, lo raccolsero e gli fecero una tomba particolare, una tomba speciale, e scrissero in tedesco: qui riposa tenente 157 Giuseppe Rusca della sezione Mitragliatrici. Quindi il 157 poi successivamente proseguì la guerra, ricevette la medaglia d'oro non soltanto per i combattimenti in Monte Sodetto, ma anche per gli altri combattimenti sull'altopiano dell'Italia del 17, e una medaglia d'argento, che continuò la sua storia. Questo volevo ricordarvi, per quanti di voi non conobbero il tenente Rusca, e non l'ho conosciuto, non ricordo questo nome, ma quelli di voi che hanno visto magari le cartoline intitolazione della medaglia d'oro al
tenente di fanteria Giuseppe Mosca, comandante di un gruppo di 4 mitragliatrici su di una posizione che per 3 giorni consecutivi è soggetto a un violento bombardamento dall'artiglieria nemica, si mantenne saldamente, con calma mirevole, facciando con il fuoco delle sue armi le fanterie avversarie che cercavano di spingersi sulla linea del nostro trincee. Svolto il ferito, si dedicò a se stesso senza lasciare il proprio posto, continuando a dirigere il fuoco delle sue armi, finché, ferito una terza volta mortalmente, cade eroicamente vicino all'unica risatrice rimasta ancora servibile. Fuggi d'esempio di altre virtù militari. Monte Zovetto, 15 e 16 giugno 1916. Ragionisti, riposo! Vi ringrazio ancora tutti quanti, grazie. La Polizia di Stato, gli Alpini di Novi Ligure col Gagliardetto, l'Associazione Carabinieri di Novi Ligure, la bandiera della sezione primogenita della Fanteria di Milano e la sezione Fanteria Genova che ho ostentato col suo presidente Mocellini che abbiamo appena parlato. Vi ringraziamo per aver partecipato alla nostra festa. La manifestazione proseguirà con un momento ludico in cui Valle, il nostro organizzatore, ha organizzato un momento ludico per chi di voi vorrà partecipare e poi ci ritroviamo per il pranzo sociale, chi naturalmente ha prenotato. Quindi ringraziamo tutti voi, ci ritroveremo in questo posto, speriamo tutti, anzi speriamo molti di più nei prossimi anni. A te Valle. Scusate, non sono capace a parlare, solo organizzare. Forse il sindaco aveva fretta di assentarsi, si può intrattenere ancora un po'? Grazie, molto gentile. Allora, procediamo con la consegna di alcuni attestati, con alcune L'anno scorso, in occasione del nostro raggiungere, è emersa l'idea di riscognare, diciamo così, delle medaglie di appartenenza al 150°, adesso procediamo alla consegna per i svanti che hanno Questa medaglia è praticamente il facsimile della medaglia che tutti avete portato al collo durante il vostro servizio militare. Ho detto tutti avete perché purtroppo il mio scaglione chi doveva stampare le medaglie certificate, io non ho mai avuto questa medaglia al collo. Medaglia composta in acciaio inossidabile ed era presso fratturata in caso di decesso, diciamo così, sul campo. Veniva spaccata in 2 parti, una parte veniva messa fra i denti del caduto e una parte veniva conservata dagli ufficiali in comando al reparto per poi tutti gli adempimenti burocratici. Domenico Matrini, seconda compagnia fucilieri e saltatori. Antonio con la femmina non ha potuto partecipare per problemi familiari. Un saluto caloroso. Siamo Mauro Civaro, sesto 83. Osserviamo Mauro Civaro. Civano. Antonio Enrico Claudio Giannone, il nostro tromba.
Renato Lizzi. Si fa parte anche degli organizzatori. Sergente Treviso Maurizio. Ad honorem, anche se non ha servito presso il suo battesimo, ma aiuta a collaborare, il nostro papà Trevisol, siamo qui, Trevisol Marco, grazie. Sto dimenticando qualcuno? Faccio avanti? No? Sono stato bravo? Grazie. Permettevi scaricatevi la voce per sentire questo urlo che deve arrivare alle stelle. Rattunisti?